Ciao a tutti e benvenuti sul canale per un nuovo video. Oggi andremo ad arare una parte di campo sui pinetti con l'intento di andare a piantare le patate questa primavera. Bene, ora partiamo. Ecco qua l'aratro, ora lo attacchiamo e poi iniziamo con i lavori. Prima di iniziare i lavori, oggi vi annuncio la sorpresa che vi avevo promesso nel video precedente, ovvero il nuovo logo del canale realizzato da Silvia Bonsembiante, che la ringrazio per questo capolavoro. E se siete interessati a realizzare questo tipo di grafiche, vi lascio qui sotto nel video il nome del suo profilo Instagram per contattarla. Ora iniziamo con i lavori. Adesso inizierà ad arare mio papà, iniziare i lavori, perché io non ho mai arato, quindi devo un attimo capire come funziona. Intanto faccio qualche ripresa. Ora abbiamo fatto una prova, adesso andiamo a regolare l'aratro in modo tale da prendere la porzione giusta di terreno tra una passata e l'altra. E come potete vedere l'aratro è un po' vecchiotto, ha leggermente un po' di anni, però è ancora funzionante. In teoria ora dovrebbe essere regolato giusto, adesso facciamo un'altra prova e poi in caso lo regoliamo di nuovo. Bene, ora siamo giusti. Vedi questa ventola e te la tiri giù non fino in fondo perché ho visto non riesco più a ribaltarlo, la tiri giù sul levatore fin qua un po' così che sono la guida E quello che ha fatto il segno lì, vero? sta con la tua vedere qua, vedo che vedi che io devo la tagliare. Qua sta un po' che sei su perché il menasò, vedo che è un po' storto. Molto che guarda, vedi? Vedi il figlio?
Bene, ho finito di arare, ora mio papà fa le due parti laterali in modo tale per raddrizzare tutto. Ora lui fa un lato, dopo io farò quell'altro, così mi fa vedere. Come prima volta non è andata così male, c'è sempre da imparare ovviamente, e a parte l'inizio che ho dovuto prenderci un attimo la mano, però poi è andata via liscia. Il primo impatto, da vedere il terreno, sembra ottimo per le patate, e quindi adesso questa primavera verremo a fresare prima di seminarle e poi speriamo in bene che crescano, perché c'è il problema dei cinghiali che qua sono molto numerosi, quindi andremo a recintare tutto. Cercheremo di tenere la rete a 1 metro da dove abbiamo arato, in modo che ci sia un po' di margine di erba, magari in modo che non sentano troppo l'odore, e vediamo cosa succede. Bene, abbiamo finito di arare, ora proseguiamo, siccome che abbiamo un paio di ore, andiamo avanti con la pulizia delle piante che abbiamo tagliato nello scorso video. Come potete vedere qua siamo già andati avanti bene, e infatti tutto questo pezzo è già stato pulito e manca solo da venire su a macinare la legna. E ora manca tutto il pezzo quello là in fondo, e non so se riusciamo a finirlo oggi, ma penso un'altra mezza giornata lo finiamo. Per oggi siamo giunti alla conclusione dei lavori, ora andremo con l'aratro a provare a tirar fuori dei rami qua che sono incastrati tutti in mezzo ai rovi, non riusciamo a tirarli fuori, e poi ci vediamo ad un prossimo video dove verremo su con il trincia a macinare tutti i rami. E intanto, se vi è piaciuto, lasciate un like, un commento, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, e ci vediamo alla prossima.
Ciao.